bene, ricominciamo. Lasciatemi stare. Ricominciamo, va bene. Tanto non la vede nessuno, dottor Bossi. Non la inquadrano. Allora. Presidente, posso? Sì, prego, avvocato. Posso chiedere l'autorizzazione ad allontanarmi, Presidente? Ma lei oggi dovrebbe concludere? No, io devo parlare per ultimo, Presidente. Oggi non parlo. Veramente sarebbe l'ultima udienza, avvocato. È l'ultima udienza? Presidente, io sono da stamattina qui e ho una certa età. Se non si conclude io vorrei allontanarmi. Lei mi pare che conclude la posizione di... Scusate, il verbale che fine ha fatto? Pignatella e Di Francesco. Quanto pensa di parlare, avvocato? Mezz'ora, Presidente. Vuol concludere dopo l'avvocato Ceci? No, Presidente, sono stanco. Avvocato, io non so che fare, vuol concludere subito? Come? Vuol concludere subito? No, Presidente, vorrei concludere per ultimo, perché parlerò pochissimo, Presidente. Perché? Parlerò poco. Ho capito, però oggi è l'udienza, avvocato, lei se ne vuole andare... Presidente, rimango fino alla fine, grazie, Presidente. Non fino alla fine, se vuole può concludere subito. No, Presidente, si conclude con una certa logica, parlano prima i colleghi che espongono gli elementi di cui io non Avvocato, parlo, abbia pazienza. L'avvocato Mercurelli, che ha evidenziato la stessa esigenza, parlerà dopo l'avvocato Madeo. Allora, aspetti, lei dice io non posso restare fino alla fine, e allora parli subito. Va bene. Quindi l'avvocato Ceci di certo non ha problemi. Presidente, io concluderò dopo Mercurelli. Dopo? Mercurelli. Aspetterò. Presidente, così avevamo stabilito che io parlavo dopo Mercurelli, anche perché gli argomenti di Mercurelli io non li tocco. Io parlerò solo mezz'ora, Presidente, a chiusura della... Avvocato, io non so che dirle, sono vostre scelte. Sono vostre scelte, avvocato, non posso entrare nelle vostre scelte. Allora, prego, avvocato Ceci. Sì, passiamo a reati fini, Presidente, contestati ai miei assistiti. Andrò per flash. Allora, per quanto attiene la posizione di Esposito Marco. Esposito Marco vengono contestati i reati fine di cui al capo 19, il capo 20, il capo 21, il capo 38 di cui non parlerò perché ho già parlato quando ho affrontato il capo 1 e il capo 39. In relazione al capo 19 vorrei semplicemente evidenziare, Presidente e signori del Tribunale, che abbiamo un solo dato. Non vi espongo qual è la vicenda perché la conoscete perfettamente, in quanto di questo capo ha già parlato il collega Spinelli in relazione alla posizione di Velletrani, e poi io approfondirò questo capo per Fusinato e Cirillo nella sua dinamica. Però si tratta, viene contestato a Esposito, di aver concorso con Fusinato, Cirillo e Velletrani alla detenzione e con Severa, che è stato giudicato separatamente, alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina nella quantità di circa 260 grammi, 11 gennaio 2017, per cui avete in atti il verbale di arresto e la consulenza sullo stupefacente relativa a Severa, che il pubblico ministero ha depositato. Perché a Esposito viene contestato questo capo di imputazione? Perché secondo la ricostruzione che fa il capitano Ceccagnoli, Esposito avrebbe, come anche il pubblico ministero ha evidenziato nella sua requisitoria, avrebbe sovrainteso all'acquisto e detenzione di questa sostanza stupefacente. E lo ricava da un solo dato, Presidente, che non trova riscontro in nessun altro dato però. Ed ecco qui quando
abbiamo soltanto l'intercettazione, deve essere con molta prudenza interpretata. Qui non abbiamo neanche un'intercettazione, abbiamo un semplice SMS. La mattina dell'11 gennaio 2017 Cirillo Michele invia un messaggio ad Esposito Marco in cui gli comunica che sta andando a contare la musica. Il messaggio è il RIT 7229/16, gli SMS sono solo due, Presidente, l'1656 e l'1666. A questo messaggio risponde Esposito dicendo di pagare la musica. Ora, è notorio al Tribunale, questi sono gli unici due elementi che collegano Esposito a questo capo di imputazione. Qual è l'interpretazione alternativa che si deve valutare per verificare se l'interpretazione di quel messaggio è corretta? Perché loro dicono la musica è la sostanza stupefacente, paga la musica significa paga chi ha fatto la retta, chi ha tenuto la sostanza stupefacente. Questa è la ricostruzione che fa il capitano Ceccagnoli all'udienza del 23 giugno. In realtà, che è notorio perché il Tribunale ha agli atti tutte le istanze e la documentazione di questa difesa, che questa difesa ha prodotto nel corso della detenzione di Esposito Marco. Tra l'altro Esposito Marco è stato collocato agli arresti domiciliari terapeutici presso una comunità di recupero proprio in virtù dello stato di tossicodipendenza dell'Esposito. Ora, che in quel messaggio Esposito abbia detto di pagare la retta con paga la musica non trova nessun tipo di riscontro, perché poi non abbiamo messaggi successivi o contatti successivi con Cirillo in relazione a questo fatto. Inoltre, quindi può sicuramente essere inteso in questo modo questo messaggio, cioè Cirillo gli dice ti sto andando a prendere della sostanza stupefacente per l'uso personale di Esposito, Esposito dice pagala che ti ridò i soldi. Questo è il senso di quei messaggi, non c'è nessun concorso di Esposito in quella detenzione. E che questo sia così lo si desume anche poi dall'intercettazione ambientale sulla macchina di Cirillo, perché abbiamo un'intercettazione ambientale nella quale appunto il Cirillo rivendica quella sostanza stupefacente, perché il Cirillo dice mi hanno bevuto la retta. Se quella retta fosse stata dell'associazione, che abbiamo visto è inesistente, avrebbe detto ci hanno bevuto, anche perché era in macchina con Belletrani. Quindi questo dato conforta l'interpretazione difensiva e smentisce l'interpretazione che a quei due messaggi viene data dalla procura. E questo reato fine conferma quello che questa difesa ha sostenuto durante la prima parte della discussione in relazione alla inesistenza della viuzza di spaccio e quindi dell'organizzazione. Andiamo al capo 21. Capo 21 che viene contestato a Esposito Marco riguarda il concorso Esposito Marco, Fusinato Cirillo, Leonardi, Ronelli, Corsano, Tomassi e Pacini e attiene alla cessione, l'acquisto di circa 40 kg che il Ronelli insieme al Corsano e al Tomasi per il tramite del Pacini avrebbero ceduto al trio Esposito Fusinato Cirillo. Ci mettono anche Leonardi perché Leonardi non ce lo spiega il pubblico ministero, ma c'è anche Leonardi. È l'unico episodio in cui compare Leonardi. Innanzitutto qui si parla sia di cocaina in quantità imprecisata, ma poi è stato chiarito perché qui il collaboratore Ronelli è venuto a spiegare questo episodio, questo capo di imputazione. Che cosa ci dice Ronelli quando lo abbiamo sentito? Ronelli ci dice una cosa ben precisa e io non mi soffermerò molto perché anche il Presidente ha fatto una domanda chiarificatrice al Ronelli, e cioè Ronelli dice esclusivamente di aver trattato, concordato e avuto rapporti, e questo lo si ha come conferma dagli SMS, con Fusinato Domenico e Cirillo. Quando il
il Presidente gli ha chiesto ma lei con chi ha concordato le modalità di acquisto e di pagamento, il collaboratore dice soltanto con loro due. Dice io sapevo, ma l'io sapevo è del tutto irrilevante per la contestazione del reato fine, perché tant'è vero che nonostante la mole di messaggi che ci sono, che sono intercorsi tra Esposito, Fusinato e Cirillo, di questo fatto Esposito, Fusinato e Cirillo e Fusinato non danno mai conto ad Esposito. Cioè noi non abbiamo degli SMS, delle intercettazioni ambientali o telefoniche in cui Esposito rivendica quella sostanza stupefacente o Fusinato o Cirillo riportano ad Esposito le problematiche dei pagamenti. Tutte le volte in cui Ronelli o i suoi emissari si incontrano, hanno degli incontri ad Ostia, li hanno con Cirillo e Fusinato. Le interlocuzioni che Ronelli ha, le ha solo con Cirillo e Fusinato. Da questo emerge automaticamente l'assenza di responsabilità di Esposito per questa specifica imputazione. E anche qui, Presidente, questa imputazione fortifica quella che è stata la ricostruzione fatta da questo difensore, perché evidenzia come non ci sia un rapporto di subordinazione tra Cirillo, Fusinato con Esposito, e da come quella viuzza non è un'organizzazione, non è una articolazione territoriale, ma è un coacervo di soggetti che occasionalmente collaborano per l'acquisto o per la cessione di sostanza stupefacente. E questo capo di imputazione ne è la prova, così come lo è stato per il capo 14, così come vi spiegherò lo sarà per il capo 12 di Cirillo. L'altro capo di imputazione che contestano ad Esposito, abbiamo detto che è il capo 38, e qui l'ho già trattato ed è evidente che non c'è la prova della responsabilità di Esposito, non è stata raggiunta la prova con quei 3 messaggi che vi ho elencato precedentemente, e quindi anche per questo capo di imputazione l'Esposito deve essere assolto, quindi deve essere assolto per il capo 19, per il capo 21 e per il capo 38. Passiamo ora al capo 39. Per il capo 39 noi non abbiamo nessun elemento oltre alle conversazioni dentro casa di Francesco. Tutto nasce dal riportato di Perulli Natale, il quale non sa nulla in relazione agli affari di Esposito, nulla può sapere, per una semplice ragione, perché i due non comunicano, non colloquiano, non si parlano. Quello che Perulli riporta a Di Francesco in relazione a questo ipotetico acquisto di sostanza stupefacente con Diabolico o Fabbietti sono circostanze di cui Perulli non può avere contezza, anche perché questo è confermato dagli SMS che si scambiano in data 27 aprile del 2018, glieli indico, che si scambiano dal 9 aprile del 2018 al 27 aprile al 26 aprile del 2018, Esposito e Di Francesco. Esposito non fa mai riferimento, e il RIT è il 955 del 2018, abbiamo i progressivi che vanno dal 1691 al 1696, poi abbiamo il RIT 2479 del 2018, progressivi 1, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fino al 25-27. Bene, in questi SMS Esposito riferisce a Di Francesco un problema, senza mai parlare dei soggetti che sono considerati partecipi di questo acquisto. Non parla mai di Diabolic, non parla mai di Fabbietti, non parla mai di Kevin. Tutto quello che emerge da quelle conversazioni
è il puro frutto della interpretazione di alcuni fatti, alcune vicende da parte del Perulli. E quella che è la ricostruzione che troviamo nel capo di imputazione è l'elucubrazione mentale di Di Francesco Fabio, perché Di Francesco Fabio dice: per sistemare sta cosa dobbiamo fare in modo che ci vada Kevin. Ma quale cosa devono sistemare? Perché se noi leggiamo le intercettazioni dal 21 aprile al 27 aprile, il RIT 1518 del 2018 e progressivo 16.666, vediamo che a un certo punto viene fuori che Perulli aveva detto una bugia. Dice: ma allora chi è che ha detto la verità? Hai detto una bugia tu o ha detto una bugia Kevin? Tant'è vero che in quella conversazione c'è anche la moglie nella conversazione successiva, e Di Francesco dice: ammazza, lei capisce e tu no, che qua questa è tutta una bugia, che chi è che sta a dire la verità? Tant'è vero che quando poi negli SMS risulta, a un certo punto Di Francesco dice ad Esposito: ho trovato io la soluzione, Esposito non gli risponde più. Esposito non gli risponde più, si perde ogni traccia. E che si tratti di Antonacci, come si chiama? Il cosiddetto Pepecchia, e cioè Antonacci Valerio, non c'è un dato da cui si possa ricavare che Esposito faccia riferimento a Pepecchia, non c'è un dato da cui si faccia riferimento che il Pepecchia, cioè l'Antonacci, sia legato a. Noi non abbiamo nessun dato storico nel processo, voi non avete nessun elemento da cui ricavare che Antonacci Valerio sia collegato ai fornitori Piscitelli e Fabbietti. Tutto nasce perché Perulli pensa che questo Antonacci ce l'ha con lui, tant'è vero che dice: lo ammazziamo, perché lui vuole ammazzare tutti. Non c'è nessuna prova che questo sia avvenuta, non c'è nessuna prova. Ci sono degli indizi labili, non circostanziati e che non hanno trovato conferma nel dibattimento, che Esposito aveva eventualmente posto in essere un affare per il quale doveva determinate somme a determinati soggetti che non sono mai stati identificati, perché i nomi dei soggetti a cui dovrebbe dei soldi Esposito li fanno Perulli e Di Francesco, ma non trovano conferma nel riscontro dei messaggi. Quindi anche per questa ipotesi si chiede l'assoluzione per Esposito, quantomeno ai sensi del 530. Questa conferma fortifica quella che è la richiesta principale di questa difesa, e cioè l'assoluzione per il capo 1. Veniamo ora a Cirillo Michele. Cirillo Michele, come abbiamo detto, risponde del reato di partecipazione e di alcuni reati fini. Per quanto riguarda i reati fini, per quanto riguarda il ruolo della partecipazione, si dice che Cirillo appartiene alla piazza, direttamente subordinata, con ruolo di coordinamento, direzione delle attività di approvvigionamento, nonché di riscossione con modalità estorsive delle somme dovute. L'unico elemento da cui si ricavano le modalità estorsive con le quali Cirillo sarebbe deputato alla riscossione di queste somme di denaro è il capo 12 dell'imputazione. Al capo 12 viene contestato al Cirillo, in concorso con Belletrani e Salvatori, di aver concorso nella estorsione in quanto partecipe all'associazione facente capo a Esposito nei confronti di Torrenti Davide per la somma di 800 euro. Allora, questo è l'unico capo di imputazione su cui dovrò soffermarmi qualche minuto in più. Ci ha detto in discussione che la responsabilità di Cirillo per questa imputazione sarebbe quella di aver assunto il rischio che Belletrani picchiasse per avere le somme di denaro questo Torrenti, e quindi Cirillo deve rispondere a titolo eventuale, a titolo di dolo eventuale. Qui troverete nella memoria del pubblico ministero in relazione a questo capo di imputazione quello che vi ho detto all'inizio, e cioè si riportano dei messaggi, si riportano delle intercettazioni che sono frutto di brogliaccio, dove compaiono cose che poi a perizia non ci sono, e nel dettaglio ve le accenno.
La conosciamo la vicenda dalle intercettazioni tra Belletrani e Salvatori. Risulta che questa vicenda che questa questione del pagamento di queste somme di denaro va avanti da settembre. La vicenda inizia, per quanto ci riguarda, il 29 novembre del 2016, cioè da settembre arriviamo a novembre e Cirillo non compare in nessun modo in relazione alla vicenda di Torrenti. Che cosa accade il 29 novembre? Probabilmente Belletrani, Esatto, no, appena arriva Marturelli tutto questo. aveva probabilmente acquistato, questa è la lettura alternativa, alla quale va data poi una motivazione del perché non può essere valida. Molto probabilmente, come è emerso in questo processo, probabilmente il Salvatore e il Belletrani avevano acquistato per conto proprio della sostanza stupefacente, probabilmente dal Cirillo, diciamo dal Cirillo. E quindi il Belletrani e il Salvatore dovevano pagare il proprio acquisto, non pagavano, e questa è una cosa che noi abbiamo visto con Jerez. Il capo di imputazione 13, mi sembra, è fondato proprio sull'intercettazione ambientale dentro la macchina di Fusinato, in cui Jerez compra lo stupefacente per sé, ma anche per la cessione a terzi, e con Fusinato gli dice: aspetta che mi pagano, che poi te pago. Questo era il rapporto del piccolo spaccio nella viuzza, che singolarmente e a volte in concorso questi soggetti facevano. La cosa è più semplice di quello che appare, è molto più semplice di quello che hanno costruito, ce l'abbiamo davanti agli occhi. Quindi accade che Belletrani deve queste somme di denaro a Cirillo e Cirillo gli chiede: ma quando è che mi viene a pagare? Gli dà l'appuntamento, quindi tutto inizia il 29 novembre, quando Cirillo dà un appuntamento a Belletrani, devono vedersi alle 15, 15:30. Lì Belletrani va in fibrillazione, ma non perché Cirillo gli abbia detto qualcosa, va in fibrillazione perché non ha le somme di denaro che lui deve a Cirillo e non le somme di denaro del Torrenti, perché Cirillo non sa chi è Torrenti. Abbiamo quindi uno scambio di SMS il 30 novembre del 2016 che sono neutri, e che Belletrani vada in agitazione per proprio conto perché è lui che è in difficoltà lo notiamo da un'intercettazione sempre del 30 novembre e un'altra del 6 dicembre, perché il 6 dicembre abbiamo il RIT 7023 del 2016 progressivo 1102. Belletrani racconta a Salvatori e gli dice: oh, mi sta a martellare tutti i giorni. La procura dice, Ceccagnoli ci dice, si riferisce a Cirillo che lo pressa per avere queste somme di denaro. Bene, io vi chiedo di trovarmi il messaggio o la telefonata o l'intercettazione ambientale in cui dal 30 novembre al 6 dicembre del 2016 Cirillo abbia chiesto a Belletrani somme di denaro. Non c'è. Dal 30 novembre al 6 dicembre Belletrani e Cirillo non hanno contatti, e se hanno contatti non per questa faccenda. Quindi mi stanno a martellare che lui dice il 6 di dicembre, perché dal 30 novembre si passa al 6 di dicembre, è frutto di una lucubrazione mentale di Belletrani, che nulla ha a che vedere con Cirillo. Leggiamo nella memoria che il 6 dicembre del 2016 Cirillo avrebbe detto a Belletrani, il RIT è il 118 del 6/12/2016, il progressivo è 118, il RIT è 60/71 del 2016, leggiamo nella memoria del pubblico ministero e nel verbale, nella trascrizione dell'udienza del 23 giugno del 2016 di Ceccagnoli, che Cirillo avrebbe in questa
telefonata e nei messaggi detto veditela tu. Questa telefonata è preceduta da una serie di SMS, progressivo 7023 del 2016, RIT 7023 del 2016, progressivo 1115 delle 17:12. Cirillo, dopo che Belletrani gli dice guarda c'ho problemi perché io non riesco a recuperare i miei soldi e quindi non posso dare i soldi a te, questo è il senso di quel messaggio, Cirillo gli dice se vuoi ci parlo io, portali da me alle 17:12. Questo è, se vuoi portameli. Questo se vuoi diventa un ordine, perché ci dirà Ceccagnoli, Cirillo ha dato l'ordine di convocare il cattivo pagatore. Ma da dove lo desumiamo? Se poi noi dopo abbiamo il progressivo che vi ho, il RIT, il progressivo che vi ho indicato, cioè il 6071 del 2016, RIT, progressivo 118, abbiamo una telefonata tra Belletrani e Cirillo, cioè Belletrani gli dice guarda che io ti sto a portare quello che non paga, quello che non mi paga. E Cirillo gli dice beh da me che vuoi, io che devo fare, non ti capisco, non so che fai. Ci dice Ceccagnoli, lo troviamo nella memoria del pubblico ministero, Cirillo gli avrebbe detto veditela tu, e questo veditela tu sarebbe l'assunzione del rischio della estorsione, del dolo eventuale dell'estorsione. Ora vi chiedo di indicarmi dove c'è la frase che Cirillo pronuncia veditela tu, perché in quella intercettazione, in quella intercettazione, ve l'ho detto, non c'è assolutamente nulla, non c'è la frase veditela tu. Cirillo gli dice, non come dice il capitano Ceccagnoli, Cirillo fa il vago, fa finta, Cirillo emerge da questa telefonata. Ascoltatela se volete verificare la corrispondenza, ma è perizia questa. Cirillo non sa di chi sta parlando Belletrani, quindi l'assenza di responsabilità, di concorso, di conoscenza della faccenda emerge perché Cirillo gli dice ma di che stai a parlare, ma chi è questo? E lui si mette lì a spiegare il genero, è Tizio, è Caio, è Sempronio, gli dice beh ma io che devo fare, che vuoi da me? Tant'è vero che poi ci sarà, non monitorato, ma ci sarà l'incontro tra Belletrani e questo soggetto, perché che succede? Abbiamo successivamente una telefonata che Belletrani fa a una sua amica, fidanzata, conoscente, non lo so, in cui dice ho menato a uno, stasera ho menato a uno. Questa è la prova che è stato picchiato il Torrenti, la telefonata di Belletrani. Ma il Cirillo non lo vede e il Belletrani non ha manifestato nessun intento violento nei confronti di questo soggetto, perché la telefonata in cui Belletrani dice a Cirillo guarda che gli ho menato è del 7 di dicembre. Il 7 di dicembre, la telefonata del 6 dicembre in cui Belletrani, parlando con un'amica, è quella RIT 7023 del 2016, progressivo 1125. Il 7 abbiamo una telefonata tra il Cirillo e il Belletrani, in cui il Cirillo dice al Belletrani mi prudono le mani. Questo nel gergo comune significa che mi prudono le mani perché voglio menare qualcuno e non perché l'ho sfondato. Poi abbiamo la telefonata, gli ho menato. A quel punto che fa Cirillo? Cirillo dice fermate, fammici parlare a me. E lì abbiamo l'OCP davanti al bar in via Cagni, in cui arriva Fusinato che non va per quell'incontro là, perché Fusinato va e parla con altre persone. Viene chiamato da Belletrani, Fusinato parla con Belletrani e se ne va, e poi arriva Cirillo. Parlano, ci dice il capitano Ceccagnoli, in quella situazione non succede niente, e poi sparisce. Poi Cirillo non lo vediamo più fino al 12, mi sembra, o 13 di dicembre, quando Belletrani lo chiama e gli dice guarda che te sto a venire a pagare.
no? Gli dice preparati a contare, lui gli risponde vabbè giochiamo a 3-7. Ma perché Belletrani per conto proprio era riuscito a trovare la somma eventualmente da restituire a Cirillo per la droga, per un prestito, non è stato appurato, ma certo Cirillo non può rispondere a titolo di dolo eventuale nel concorso in una estorsione. Quindi, non potendosi configurare in capo al Cirillo nessun tipo di concorso morale nella commissione di questo reato, ne si chiede l'assoluzione. Sì, avvocato, devo fermarla un attimo, anche per l'avvocato Madia che ha chiesto di potersi allontanare. Come vi ho detto prima, noi non abbiamo altre udienze, quindi questo ci sta creando una serie di problemi. Però è anche vero che siamo di cuscinetto, ormai c'è questo periodo, il 19? Il 19, il che significa che l'avvocato Madia sì, un attimo, noi dobbiamo rifare quindi tutti i videocollegamenti e siamo in occorsio con le direttissime, il che significa che non sappiamo che cosa succede il 19 perché è un'alea reale le direttissime. Lei deve riuscire a fare tutti i collegamenti e dobbiamo e dobbiamo soprattutto accordarci con la procura che gli arrestati ce li devono portare il 19 in aula Occorsio piuttosto che in aula 9. Questo è l'unico punto di mediazione che riusciamo a fare. Quindi adesso facciamo così. Lei quindi, se vuole, può andare via e andiamo al 19. Sull'ora lo fissiamo diretta alle 9:30, avremo delle interruzioni a seconda di quello che succederà quel giorno. Oggi continua l'avvocato Ceci, l'avvocato Madeo e l'avvocato Mercurelli, il quale ha anticipato che parlerà 5-6 ore, vuol dire che concluderà dei capi di imputazione e poi proseguirà, cioè chiederemo, così come ha fatto l'avvocato Ceci che sta dividendo, diciamo, esauriamo una tranche di argomenti e poi continuerà, tanto aveva già detto di essere disponibile, perché qua purtroppo la programmazione che avevamo fatto sta subendo una serie di problematiche. Quindi avvocato, le anticipo qual è la data di rinvio, chiaramente poi la verbalizzeremo a fine udienza, va bene? Altro non possiamo fare, ma guardate che è un rischio, cioè è un rischio serio il 19 perché può succedere di tutto. Allora, scusi l'interruzione, ma no, giusto, l'ho preferito farlo per non far aspettare il suo collega. No, va benissimo. Io tra l'altro, Presidente, come le avevo già anticipato in tutte le altre udienze in cui abbiamo cercato di fare calendario, avendo 5 posizioni io non potevo parlare meno di quello che sto parlando. Guardi, ma nessuno, cioè, no, io lo capisco, nessuno però intende contingentare nessuno, ma stiamo andando avanti, cioè, ci muoviamo tra le 1000 difficoltà purtroppo. Perfetto. Quindi dicevo, per il capo 12, relazione a Cirillo, chiedo l'assoluzione per le ragioni che ho esposto. Capo 2 dell'imputazione, i 20 kg di hashish, presunti 20 kg di hashish a Cresta Alessandro. Non posso, ma non perché ha chiesto l'assoluzione, ma perché condivido Avvocato, brevemente sul capo 2. Sì. L'ultima volta, posso fare una battuta per stemperare un po' gli anni? Una battuta per stemperare gli anni. L'ultima volta che un presidente mi ha detto brevemente ma poi condannato. Non sono stata io. No, assolutamente. Ricorderà l'avvocato Madeo che una volta gli ho detto apprezzerò la sua capacità di sintesi. Bene, allora sono il capo 2, Presidente, sul capo 2. Allora aspetti un attimo che voglio approfittare invece che è arrivato l'avvocato Mercurelli. Avvocato Mercurelli, abbia pazienza, venga un attimo, stiamo bloccando la... No, va bene, io aspettavo che lei facesse ritorno in aula veramente. Allora, come vi ho detto 1000 volte, non abbiamo altre aule, ma è anche vero che siamo di direttissime giorno 19
per tutto il tribunale, quindi può succedere di tutto. E allora ho visto che c'è l'Occorsio Libera quel giorno, quindi ho prenotato l'Occorsio e lei conclude oggi, lei ha detto che è disposto a dividere. Esatto, parte oggi e dove arriviamo mettiamo un punto, va bene? Così poi l'avvocato e così faremo, ok? Avvocato Ceci, adesso può... non dovrei più interromperla. Mi associo alle conclusioni del PM per il capo 2. Grazie. Ok, quindi ricapitolando, per Cirillo, allora, ricapitolando e facendo il punto della situazione, per Cirillo io chiedo, come già anticipato, l'assoluzione dal capo 1 ai sensi del primo o secondo comma dell'articolo 530 Codice Procedura Penale, l'assoluzione dai capi 2, 12 ai sensi del primo comma o in subordine del secondo comma dell'articolo 530 del Codice di Procedura Penale. E il minimo della pena, con riconoscimento di un minimo di continuazione per gli altri reati fine, considerando il reato più grave il reato di cui al capo 19, sì, e il minimo di continuazione per gli altri reati. In subordine. Qualora sia riconosciuta l'esistenza dell'associazione e quindi sia riconosciuto il ruolo di partecipe di Cirillo all'associazione di cui al capo 1, io chiedo di ridimensionare il ruolo di Cirillo proprio in virtù dell'assoluzione per l'ipotesi di cui al capo 12. Quindi chiedo il minimo della pena per il ruolo di partecipe all'associazione, con esclusione dell'aggravante di cui al capo 4, il minimo della pena per i reati per i quali verrà riconosciuto, per i reati fini per i quali verrà riconosciuto responsabile, quindi riconoscimento delle attenuanti generiche quantomeno equivalenti alla contestata aggravante di cui al comma 3 e al comma 4 qualora non ne venisse riconosciuta l'esclusione. Allora, le è chiaro? Ci sono comunque le trascrizioni. Stiamo parlando di Cirillo. Se vuole le porto poi le conclusioni scritte, che è più semplice il 19. Allora aspetti, capo 1, assoluzione primo e secondo, va bene. Poi capo 2 e 12, assoluzione con 530 primo e capoverso. E poi in subordine minimo pena. Poi continuazione dunque con il... Presidente, io chiedo l'assoluzione per il capo 1, l'assoluzione per i capi reati fine 2 e 12, sì, e poi il minimo della pena per gli altri reati contestati. E questo stavo dicendo, okay. Minimo pena ritenendo più grave il capo 19. Quindi poi reati fine minimo pena, e poi in subordine, se è riconosciuta la qualità di partecipe, minimo pena con esclusione delle aggravanti. In ulteriori subordine 62 equivalenti all'aggravanti, sì, è tutto, quindi abbiamo... Perfetto. E questo è Cirillo. Sì, passo a Fusinato. Allora, Presidente, Fusinato, come abbiamo visto, risponde dello stesso ruolo di partecipe di cui risponde il Cirillo, quindi avrebbe il ruolo di coordinamento, direzione, attività approvvigionamento, stoccaggio, vendita e quant'altro. Ora, in relazione al Cirillo, in relazione al Fusinato, io per quanto riguarda i reati fine, per tutti i reati fine, poi ad esclusione di alcuni reati, per il capo 6, per il capo 7, per il capo 8, per il capo 9, per il capo 13, per il capo 14 e per il capo 15, chiedo che venga riconosciuta
l'ipotesi di cui al quinto comma. Non le spiego, Presidente, perché deve essere riconosciuta l'ipotesi di cui al quinto comma per questi reati, perché emerge, oltre che dal compendio delle intercettazioni, emerge anche dal capo di imputazione, perché si parla droga parlata innanzitutto perché non è mai stata sequestrata in queste circostanze e nei casi in cui sia stata sequestrata, faccio ad esempio l'ipotesi del trattore, praticamente si tratta di 5 grammi, 10 grammi, 2 grammi di sostanza stupefacente. Quindi in questo caso tutte le ipotesi di reato fine di cui vi ho parlato si tratta di modeste quantità di sostanza stupefacente. In relazione al capo 6 devo solo evidenziare che, trattandosi di droga parlata, il pubblico ministero ha contestato che cedeva 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ricavandolo da un SMS, ma non c'è prova che si trattasse di 100 grammi e non di 100 euro. Tant'è vero che poi c'è una serie di messaggi con lo Schiavi Riccardo, in cui lo Schiavi dice guarda che è meno di quello che era, meno 7, quindi è molto probabilmente che si trattasse di 10 grammi e non di 100 grammi, anche perché poi successivamente, quando poi viene arrestato, trovano lo Schiavi in possesso di 2,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Quindi è probabile, anzi è riscontrato da questo arresto, che la quantità di sostanza stupefacente che acquistava lo Schiavi del tipo cocaina era di pochi grammi. La stessa cosa per quanto riguarda il capo 14. Il capo 14 ve l'ho affrontato, no? la rilevanza di quel capo all'interno, no? della contestazione del reato associativo. Si parla di 200 grammi di sostanza stupefacente, ma lì è un'interpretazione di una conversazione ambientale molto semplice se non gli si vuole dare un risalto penale all'interno di questa creazione, di questa associazione, perché in realtà lì è evidente di cosa si parla, ve l'ho detto, si parla di 50 euro di fumo che rientrano pacificamente nel quinto comma. Loro ricavano che si tratta di 200 grammi perché dicono che si tratta di 2 panetti, perché Pelletrani l'avrebbe messa dentro le maniche del giacchetto, guarda che muscoli, eccetera. Ma è tutta battute, sono tutte sciocchezze che non trovano riscontro, perché l'unico riscontro che noi abbiamo sono 50 euro. Tant'è vero che a seguito di questa cessione di 50 euro voi non troverete nessun'altra comunicazione tra Fusinato e Cirillo e questo Jerez in cui viene chiesto il pagamento ulteriore di quella sostanza, quindi non possono essere 200 grammi, quindi anche quello è un quinto comma. Per quanto riguarda il capo 19 valgono qui le stesse considerazioni che io ho espresso per Esposito. Il capo 19 noi non abbiamo nessun elemento per ritenere che quella sostanza stupefacente, che in quella detenzione della sostanza stupefacente trovata a Severa debba rispondere anche il Fusinato. Non c'è nessun tipo di collegamento, non abbiamo nessun elemento probatorio se non un del tutto neutro scambio di messaggi tra Fusinato e Cirillo che nulla attengono a quella gestione, e la prova che quella sostanza era esclusivamente del Cirillo e del Severa ce la fornisce l'intercettazione ambientale a cui ho fatto riferimento. M'hanno bevuto la retta, mi hanno. In un contesto associativo il mi, l'io, il noi, il voi ha rilevanza. Quindi per Fusinato concludo. Assoluzione per il reato di cui al capo 1 perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso. Assoluzione del reato di cui al capo 19. Riconoscimento per i reati di cui ai capi 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 73. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15.
Aspetti un attimo, avvocato, 13, prima aveva detto 13. No, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 13. Ok, quinto comma. 14 e 15, sì. Va bene. No, il 13 non l'avevo. Sì, anche 13, mi perdoni. Io prima, quando Sì, lei ha parlato inizialmente... Ha ragione lei, ho dimenticato di segnarlo nella conclusione. Va bene, quindi anche 13. Sì, anche 13. Perfetto. Ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 73. Minimo della pena per il reato più grave, che è quello da individuarsi al capo 19, con aumento minimo per la continuazione per gli altri reati e concessione delle attenuanti generiche. In subordine, dopo aver ridimensionato il ruolo di Fusinato all'interno, qualora dovesse essere riconosciuta l'associazione a delinquere, associazione di quell'articolo 74, così come ipotizzata, ridimensionare il ruolo di Fusinato Domenico all'interno dell'associazione e ricollocare nel giusto ambito il ruolo di partecipe, perché come abbiamo visto le ipotesi di reati fini a lui contestate sono per la maggior parte, su 10 ipotesi contestate, 8 sono per ipotesi di cui al quinto comma. Quindi una volta ridimensionato non c'è mai stata nessuna riscossione con metodo estorsivo o con minacce da parte del Fusinato, quindi viene meno quel ruolo che gli viene addebitato, quindi riconoscere il minimo della pena per il reato di cui al capo 1 dopo aver ritenuto le considerazioni che vi ho appena espresso. Esclusione dell'aggravante delle armi, minimo di continuazione per i reati fine, in questo caso, Presidente, concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Farò come lei mi ha detto, non motiverò il perché. Non ho sentito l'ultima frase. Farò come lei mi ha già invitato a fare, non credo ci sia bisogno di motivazione sul perché chiedo queste attenuanti generiche. Vogliamo a parte la trascrizione, lei c'è, dottor Bosso? Allora, assoluzione per capo 1, stiamo parlando di Fusinato. Vogliamo ripetere? Mi dica che devo fare, signor Dottor Bosso? Dottor Bosso, abbia pazienza. Presidente, ma le deposito tutto scritto? Sì, forse è meglio a questo punto. Sì, perché non vorrei che ci fossero poi delle discrasie. Le conclusioni gliele scrivo tutte, perché adesso non le posso dare questo, è ovvio, e gliele deposito all'udienza del 19. Va benissimo. Va bene? Okay. Così almeno... Comunque lei le scrive lo stesso, dottor Bosso. Allora, guardi, capo 1, assoluzione fatto non sussiste o non aver commesso il fatto. Prima ha detto fatto non sussiste, vabbè. Poi, per i capi. Ma no, stiamo parlando, abbia pazienza, stiamo parlando di Fusinato. Vabbè, facciamo, si riserva Mi riservo di depositare le conclusioni scritte. Grazie. Comunque c'è trascrizione di tutto quello che abbiamo... Ma poi eventualmente, quando c'è un momento di pausa, vado a... No, vabbè, dottor Bosso, non si preoccupi, ne parliamo dopo, comunque deposita le conclusioni. Va bene. Allora. Bene, ho concluso con queste posizioni. Passo a esporre la posizione di Farinaccio Simone. Allora, Farinaccio Simone deve rispondere del reato di cui al capo 1 per essere considerato partecipe, quindi è collocato Allora, capo 1 è 33. Sì, capo 1 e capo 33. Il capo 1 deve rispondere, Farinaccio Simone,
appartenente alla cosiddetta batteria dedurante, avente funzione di sostegno logistico ed operativo a durante massimo nelle attività illecite. Ora, lungi da me trattare l'argomento relativo alla batteria durante, all'associazione eccetera, perché lo farà l'avvocato Madeo. Quindi, premesso che, a modesto parere di questo difensore, non esiste alcuna batteria durante e che quindi il Farinaccio andrebbe assolto perché non esistendo la batteria durante non esiste neanche la partecipazione a qualcosa che non esiste, detto questo io devo difendere la posizione di Farinaccio e dico anche qualora nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la batteria durante è da configurarsi come un'articolazione territoriale facente capo a Durante Flavio inserita all'interno dell'associazione di cui è al capo 1, Farinaccio Simone va assolto. Allora, avevo preparato la discussione anche per Farinaccio Simone, devo essere onesta, perché comunque è un ragazzo giovane per il quale sono stati chiesti una quantità non indifferente di anni. Dobbiamo verificare, però mi limiterò a 2 punti importanti che secondo me sono dirimenti per la posizione di Farinaccio Simone. Farinaccio Simone, abbiamo noi negli atti la prova che Farinaccio Simone, uno, avesse la consapevolezza di dover rispondere, non dico a Durante Flavio, ma a Pignataro, a Di Francesco, a Sibbio? Era consapevole che un suo eventuale contributo sarebbe stato tale da portare proventi ad un'associazione più grande? Non c'è prova, anzi vi dirò brevemente e per flash che la prova è contraria, cioè abbiamo la prova del contrario, abbiamo la prova che lo stesso Durante Massimo, cioè il soggetto verso il quale il Farinaccio avrebbe dovuto dare sostegno logistico o altro, considera il Farinaccio semplicemente un amico al quale c'è un'intercettazione bellissima che è l'intercettazione indico subito, eccola qua, del 23 luglio. Progressivo è il 4315 del 2017, il RIT è il 4315 del 2017, il progressivo è il 506. Qui non ve la leggo, Presidente, signori del Tribunale, però qui noi abbiamo la fotografia della personalità del Farinaccio e la considerazione amichevole che il Durante Massimo ha del Farinaccio. Cioè il Durante Massimo gli dice non ti metterei in mano neanche neanche un euro. Questo è il senso di questa conversazione ambientale. Dice sei talmente stupido, glielo dice in maniera diversa, non con queste parole, ma il senso è questo, sei talmente ragazzino, talmente scemo che non puoi fare niente, che vai in giro con 2,50 euro. Gli dice tu vai in giro con 2,50 euro. Perché Durante Massimo gli dice prendimi la borsa, aprimi il borsello, apri il portafoglio e mettimi questi soldi dentro al portafoglio. Si sente la zip che si apre, si sente Farinaccio che mette i soldi dentro al portafoglio e Durante gli dice ti piacerebbero? E dice vabbè per una vacanza a Ibiza, gli dice Farinaccio. Anzi no, Farinaccio dice non ti basterebbero neanche per una vacanza a Ibiza. Non mi basterebbero. E lì Durante gli dice ma se sei un cretino e vai in giro con 2,50 euro non ti affiderai manco. Questo è il senso di questa telefonata e questo rispecchia il ruolo che Farinaccio ha
all'interno di una ipotetica associazione, pari a 0. La Procura enfatizza un aspetto, enfatizza quello che accade il 9 giugno e quello che accade il 23 giugno del 2017. Inoltre enfatizzano il fatto che Farinaccio venga visto al data UNPA, perché ci dice Ceccagnoli: guardate che questa storia parte da lontano, ma se voi andate a vedere le annotazioni di servizio relative al data UNPA, le immagini estrapolate dal circuito delle telecamere, voi vedrete che Farinaccio compare quando tutto era già finito, compare venendo dal pontile, dalla piazza, entrando nel locale e poi riuscendo. Durante Massimo era già andato via dal data UNPA quando arriva Farinaccio Simone, e ci dice Ceccagnoli: guardi che noi fino al 7 giugno non avevamo mai avuto contezza dell'esistenza di Farinaccio Simone. Farinaccio Simone che non ha utenze dedicate, Farinaccio Simone che quando lo chiamano e gli dicono che stai a fa, vieni a pranzo, no non posso perché devo pranzare con mamma, gli ho detto di preparare anche per me. Farinaccio Simone durante Massimo, sms 4421/17 progressivo 3, durante Massimo chiama Farinaccio testa a pera. Farinaccio gli dice: scusa, mi sono alzato adesso. Quale sarebbe stato il sostegno logistico che Farinaccio avrebbe fornito a Durante Massimo? Bene, si tratta della telefonata del 9 giugno del 2017, il progressivo 62, RIT 3594 del 2017. In questa telefonata Farinaccio Simone viene contattato, qui non c'è l'identificazione, identificato come uomo, numero di telefono, ci dice Ceccagnoli, ci dice la Procura che conversante indicato come uomo, perché così indicato nei brogliacci, sarebbe Misso. E qual è il contenuto di questa conversazione che non vi leggo? L'uomo gli dice: devo cambiare il nottolino della serratura perché non ho le chiavi di quello, così lo chiudo proprio con la chiave. Allora, stiamo parlando del garage del papà di Misso. Ora, che Misso chiami Farinaccio e gli dica: ma accompagni che devo cambiare il nottolino del garage, cosa c'è di strano? Se anche quel nottolino lo avesse dovuto cambiare per Durante Massimo o per chi per lui, qual è il contributo che Farinaccio ha in questa vicenda? Pari a 0. Poi che succede? Abbiamo le telefonate, le conversazioni ambientali del 23 giugno. Allora, questa la dovete ascoltare però, perché io l'ho ascoltata ed è chiara. Farinaccio piange a dirotto, è disperato, singhiozza. Tant'è vero che Durante Massimo lo consola, gli dice: non ti preoccupare, sta tranquillo, fammene andare che se no mi commuovo pure io. Cioè è un'amicizia simbiotica. Farinaccio non è mai stato il bello della situazione. Potremmo pensare al Rosso Malpelo. Farinaccio è quello che ha necessità di avere un amico come Massimo Durante, per sentirsi apprezzato, per essere compreso in un gruppo di amici, Presidente, perché di questo stiamo parlando, di amici che poi possano aver fatto determinate cose, questo spetterà ad altri dirlo o deciderlo. Però quella fotografia che emerge da queste telefonate, da queste ambientali, da questi messaggi, sono amici. Farinaccio è amico di Durante e non è perché accompagna Misso a cambiare il nottolino del garage del padre di Misso
Farinaccio concorre e dà sostegno logistico a Durante Massimo. La telefonata che l'altra ambientale importante, poi ci sono delle telefonate in cui Durante chiama Farinaccio e gli dice: ma dove stai? Mi chiami? Mi fai chiamata quello? Mi fai chiamata quell'altro? Questo è sostegno logistico? All'interno di un'associazione che si vuol far credere sia super organizzata? Non può essere questo certo il sostegno logistico a Silvio. Poi abbiamo l'altra intercettazione, l'altra ambientale, sempre del 23 giugno. Qui c'è una ricostruzione suggestiva di questa ambientale, anche questa, se riuscite a sentirla, ma il trascrittore dà atto di tutto quello che si sente. Il RIT è il 3598 del 2017-B, progressivo 178. Ceccagnoli dice a pagina 63 dell'udienza del 15 settembre: Durante Massimo, prima di andare da Misso, qui erano già state sequestrate le armi, c'era stata tutta quella questione di chi ne doveva assumere la responsabilità a destra e a sinistra, va bene. E dice Ceccagnoli: Durante Massimo, prima di andare da Misso, passa da Farinaccio e gli consegna un borsone. Beh, detta così è suggestiva, molto suggestiva, inganna chi ascolta, perché se poi noi andiamo a leggere la trascrizione o andiamo ad ascoltare l'intercettazione, è quella in cui Farinaccio piange a dirotto. Durante Massimo si sente perfettamente il rumore di una zip, di una chiusura, apre o chiude e dice a Farinaccio: portalo al gioielliere, portalo a Massimo il gioielliere. Che cosa gli ha dato? Un orologio? Un bracciale? Una collana? Gli ha detto: porta questo al gioielliere. Talmente tanto è, non riesco a trovare degli aggettivi, ma tanto è piccolo Farinaccio, che successivamente, quando torna Durante e gli dice: possiamo festeggiare, andiamo a brindare, eccetera eccetera, Farinacci dice: ah, ma il cuore, guarda, mi hai preso il cuore, sto male, mi hai preso il cuore, non puoi capire che dolore, che cosa, eccetera. Però mi hai passato il potere. Quando mi ha passato il potere? Quale potere? Cioè, ma secondo voi, se mai ci fosse stato un potere in capo a Durante Massimo, l'avrebbe data alla testa a pera? Cioè, ma allora vanno contestualizzate le intercettazioni, le ambientali. Questo è quello che noi abbiamo a carico di Farinaccio, non abbiamo nessun altro, non abbiamo altro, cioè non abbiamo nessun altro elemento che possa far considerare Farinaccio partecipe ad una associazione come quella strutturata al capo 1. Non ve le leggo le intercettazioni, e quel progressivo ve l'ho detto, non le leggo, vado avanti. E quale sarebbe la prova della partecipazione? Il concorso nel capo 33. Ora, lo so che voi ne sapete più di me, ma richiamando proprio la sentenza che ho richiamato per le armi e per l'organizzatore, la sentenza 15.528 del 2021, quarta sezione, della Suprema Corte di Cassazione, è chiara, non si scappa. In punto di prova della partecipazione associativa, la condotta non è integrata, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, dice la Cassazione,
non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un soggetto singolo associato, anche se di livello apicale o superiore, né dalla condivisione ideale di intenti, essendo indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione, così come ci dice anche la sesta sezione sentenza 34.563 del 2019. E allora, dov'è la prova in capo a Farinaccio della volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza dell'associazione facente capo a Silvio? Perché noi di quello risponde, di quello risponde Farinaccio. Non c'è Presidente, non c'è. Perché il chiamare Misso perché gliel'ha chiesto durante Massimo non è un contributo effettivo e apprezzabile. L'accompagnare Misso a cambiare un nottolino non è un contributo effettivo ed apprezzabile per un'associazione. Quindi chiedo per Farinaccio l'assoluzione ai sensi del 530 quantomeno del capoverso per il reato di cui al capo 1. Veniamo al capo 33. Anche per il capo 33, Presidente, non vi è la prova, per una semplice ragione. Abbiamo un solo elemento per quanto riguarda il capo 33, oltre al fatto che Farinaccio dice mi è passato il potere e si lascia intendere che con quel borsone gli sia stato dato chissà che cosa. In realtà nessun borsone è stato consegnato a Farinaccio. Abbiamo un solo dato, e cioè una chiamata che Candiano fa a Farinaccio la mattina del 23 in cui si ipotizza siano state spostate delle armi. Quella telefonata è senza risposta, cioè Candiano chiama, Farinaccio non risponde. Allora, se Farinaccio fosse stato consapevole che, come sostiene l'accusa, quella mattina lì ci sarebbe stato il trasferimento delle armi, 1, avrebbe risposto, no. 2, avrebbe richiamato Candiano, che succede, che ti serve? Se ne disinteressa completamente, probabilmente dormiva e continua a dormire. Verrà poi contattato da Durante Massimo e gli dirà chiamami Misso, chiamami il matto. E Farinaccio chiama e non sa che cosa è successo. Tant'è vero che quando chiama Misso e Misso gli dice, Farinaccio gli dice guarda che ti vuole parlare Durante Massimo, Misso si arrabbia e gli dice non c'ho il numero, e Farinaccio candidamente gli dice qual è il problema, te l'ho detto, te lo do io il numero di Durante. E non capisce Farinaccio perché Misso non vuole il numero, non capisce Farinaccio perché Misso sta parlando in quel modo. Questo dà la completa prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che nulla sapeva, che poi dopo gli sia stato raccontato quello che è successo, che poi dopo abbia accompagnato l'amico lì o abbia fatto quello, non è concorso a posteriori. Può essere connivenza, ma ringraziando Dio ancora non è punita. Quindi chiedo l'assoluzione anche ai sensi, anche per il capo 33. Presidente, guardi, io per Farinaccio onestamente non mi sento di fare delle subordinate, perché non c'è proprio niente in relazione a Farinaccio perché si possa ritenerlo partecipe di un'associazione di tal fatta, qualora si dovesse dimostrare l'esistenza di questa associazione. Qual è il contributo di questo ragazzo? Se non fossero le 4 di pomeriggio vi racconterei l'aneddoto quando l'ho conosciuto la prima volta, che la mamma è venuta da me per chiedermi di assisterlo. Non ho proprio le capacità, Presidente, né fisiche né mentali, per poter far parte di qualcosa. Quindi chiedo l'assoluzione e in caso voi siate di contrario avviso, comunque
voi avete gli strumenti, il codice vi consente di moderare le pene. Abbiamo già fatto un processo simile per un soggetto simile, dove gli elementi erano di più, Presidente, però anche lì ha capito qual era la situazione. Quindi mi rimetto a lei, per quanto attiene le subordinate. So che farà buon governo. Papacci, e abbiamo finito. Papacci sarò non più breve di quello che sono stata per Farinaccio, perché tutto quello che io ho detto per Farinaccio, cioè tutti gli elementi che la Cassazione richiede per l'esistenza della partecipazione, valgono a maggior ragione per Papacci. Papacci qui, qualora, sempre fermo restando che contesto l'esistenza dell'associazione, ma Papacci nell'economia di questa associazione avrebbe per 2 volte fatto il Corriere. Papacci risponde al capo 1, prendiamo il capo di imputazione perché da lì si deve partire. Papacci Alessandro, direttamente subordinato a Pignataro e Di Francesco, con il ruolo di detenere e trasportare le armi e gli ingenti quantitativi di stupefacenti dell'organizzazione. In realtà noi qui abbiamo la prova di un solo trasporto di sostanza stupefacente, i 125 kg, per il quale Papacci è stato arrestato, condannato a 3 anni di pena. Ho depositato la sentenza, Presidente, e ve la rideposito oggi se è più agevole per voi, la sentenza sia del GUP che della Corte di Appello in relazione a Papacci, per le conclusioni che poi farò in subordine. Eccolo qua, per il capo 23. Per il resto, la prova che Papacci sia un mero corriere deriva anche da altre 2 considerazioni. Innanzitutto Papacci, ci dice il capo di imputazione, direttamente coordinato e subordinato a Pignataro e Di Francesco. In realtà, Presidente, noi in questo processo abbiamo un unicum, e cioè Papacci parla, si messaggia, vede solo Pignataro. Di Francesco nulla sa. Ha rapporti esclusivi solo ed esclusivamente con Pignataro, che poi, qualora si dovesse ritenere provato il capo 24, no, capo, inizio a essere stanca, Presidente, il capo 25, si dovesse ritenere provato il capo 25, anche quello è la prova del fatto che Papacci sia un mero corriere ed esegue esclusivamente gli ordini, e 2 volte compare in questa indagine. Ceccagnoli, quando parla di Papacci, denuota il ruolo di mero corriere. Vi dice il Papacci, vi dice il PM, Papacci sarebbe in contatto con Di Francesco e farebbe da collante con altri sodali. Lo scrive nella memoria quando affronta la posizione di Papacci. Quando e come Papacci è in contatto con Di Francesco? Con quali sodali farebbe da collante Papacci? Queste domande, dopo lo studio degli atti processuali, hanno un'unica risposta: non corrisponde alla realtà, perché non ha nessun contatto Papacci con Di Francesco, non fa da collante con nessun sodale, perché nessuno conosce. Papacci è inadeguato a qualsiasi altro ruolo, tant'è vero che quando ne parla Di Francesco, ma non perché Papacci abbia rapporti con Di Francesco, ma Di Francesco lo definisce uno che trema tutto. Negli SMS Papacci, che è stato identificato con il soprannome PAC, compare il 18 febbraio. Ma non compare lui personalmente, compare nei messaggi che si scambiano tra loro Di Francesco e Pignataro.
Sulla scena delle indagini, quindi concretamente, Papacci compare solo il 5 marzo, quando viene identificato, individuato, gli viene messo sotto intercettazione il telefono e il GPS nella macchina. Quante volte Papacci si reca a casa o nel piazzale antistante l'abitazione di Pignataro? 6 marzo, 23 marzo, 27 marzo. Queste sono le volte che Papacci incontra Pignataro. Quale altro elemento abbiamo? L'accusa ha insistito molto sul fatto che la detenzione, l'assistenza alla famiglia, l'assistenza legale sia stata, ce ne sia occupato l'associazione per il tramite di Di Francesco Fabio. Questo rende Papacci un partecipe. Confrontiamoci con questo elemento. Hanno un solo elemento, che è il colloquio in carcere tra Papacci e la compagna insofferenti Sara e la mamma del Papacci. Il RIT è il 1994 del 2017. Papacci arriva là la compagna, si salutano, si abbracciano e quant'altro. Gli dice: ti stanno aiutando? Sì? La signora insofferenti, ci dice il capitano Ceccagnoli, che, e vi deposita un fotogramma, che la signora si avvicina all'orecchio, dice il capitano Ceccagnoli, del Papacci e poi gli dice: Sandro, ma ci sta mia madre, mio padre, c'è tutta la famiglia, stai tranquillo. Poi c'è un incomprensibile che può benissimo essere sostituito da vado a lavorare, perché c'è un incomprensibile e poi a lavorare. Va tutto bene, l'hai ricevuto il telegramma? Papacci fa: sì, ho pensato, ma questi mi hanno abbandonato, ho detto è una settimana che sto qui. Il riferimento al telegramma e il riferimento alla famiglia, basta, non c'è nessun altro riferimento. Ora, lo sappiamo benissimo, ma in questo caso, se voi andate a leggere la perizia, mentre nei colloqui relativi a Massaccese, relativi a Severa, vengono descritte le cose che vengono fatte. Mi ricordo c'è un'intercettazione, c'è un colloquio in cui addirittura il perito dà atto del fatto che Massaccese mangia una caramella. In questo caso il perito non descrive ciò che fa la compagna, quindi può avergli dato un bacio, può averlo accarezzato perché lui si stava preoccupando, perché stava preoccupando per lei, come fai senza di me? Può essersi tranquillamente avvicinata. Ora, che si venga qua, mi si venga a dire che gli ha detto qualcosa all'orecchio, in quel fotogramma che vi hanno depositato, è uno di quei buchi neri nei quali io spero che voi non entriate. Che cos'altro abbiamo, Presidente? Abbiamo, e questo è un altro, io ho evidenziato quelli che attengono alle mie posizioni, ma questo è un altro di quei casi in cui nella memoria del PM noi ritroviamo il brogliaccio, che però resta brogliaccio. È il pezzo dell'informativa su quel punto. Perché? Perché ci dice il PM nella memoria che il sostentamento di Papacci da parte di Francesco e Pignataro si ricaverebbe da una serie di messaggi che Di Francesco avrebbe scambiato con Lombardo Salvatore, patrigno, perché compagno della madre, perché Papacci ce l'ha il padre, è quello che lo sta ospitando agli arresti domiciliari, lo ospitava agli arresti domiciliari. Lombardo Salvatore, il RIT è il 1995 del 2017, progressivo, uno dei tanti 24. Ed è quello che è riportato nella memoria del pubblico ministero. Nella memoria del pubblico ministero, quando noi leggiamo questa griglia e c'è scritto Lombardi Salvatore, a me ho detto: oddio, ho perso questi messaggi, allora io questa parte non ce l'ho, perché io ho studiato la perizia, sulla perizia, vado a prendere la perizia e non c'è scritto Lombardi Salvatore.
c'è scritto soggetto non meglio identificato sulla perizia, perché così è scritto nel brogliaccio. Allora ho detto, mi sono chiesta perché. Vado a leggere le trascrizioni del 7 gennaio del test Fasano in relazione a questo punto, perché il PM scrive c'è stato l'OCP dell'8 maggio e lì è stato visto uscire il patrigno di Papacci, Lombardi, dall'abitazione dove vive la moglie di Francesco Ossi, eccetera, eccetera. Allora io vado a leggere, a me non tornava che ci fosse stata una identificazione di questo soggetto. Infatti Fasano ci dice, rispondendo al pubblico ministero sull'OCP dell'8 maggio, che loro vedono uscire una persona, non riescono a descriverla, Presidente, perché dicono un uomo alto 1,80 m, di età approssimativa tra 50 e 60, non ci dicono se era grasso, non ci dicono se era pelato, non ci dicono se aveva gli occhiali, non ci dicono se aveva i capelli bianchi, gialli, rossi o neri. Che fanno? Ce l'abbiamo visto però. Ok, questa è la descrizione che danno. Poi ci dicono, andiamo in caserma, torniamo alla base, facciamo un confronto con la fotografia che avevamo del Lombardi, perché Lombardi non è esente da pregiudizi penali, e ci dice verosimilmente sembrava lui. Verosimilmente, in dibattimento, il verosimilmente che è riportato anche nella annotazione di PG diventa lui. Non è così, non era, non c'è prova, perché pagina 26 dell'udienza del 7 gennaio 2020 non c'è prova che quello sia Lombardi Salvatore. Quindi non c'è neanche la prova che ci sia un sostentamento economico, perché Papacci non appartiene a nessuna associazione. Ora io vi richiamo la Cassazione, ve la indico solo, oltre alla Cassazione che ho citato per Farinaccio, e cioè la sezione sesta 34.563 del 2019, che dice quello che vi ho detto poc'anzi, che vale anche qui, non vi voglio massacrare, richiamo la sentenza 15.528 del 2021, quella a cui ho fatto riferimento sin dall'inizio. Questa sentenza, vi dicevo, è importante perché analizza un caso identico a quello di Papacci. Si tratta di una grossa articolazione territoriale sul territorio di Torino che fa grossi traffici di sostanza stupefacente, parliamo di quintali. E il trasportatore, cioè l'imputato che per 2 volte aveva trasportato fuori regione anche dei grossi quantitativi di sostanza stupefacente, viene condannato in qualità di partecipe. Ricorso per Cassazione ci dice che le modalità, che sono le stesse del Papacci, cioè l'averlo fatto con la propria autovettura ed averlo fatto limitatamente solo per quegli episodi, non configurano in capo a questo esecutore il ruolo di partecipe all'interno di un'associazione più ampia, perché voi dovete dimostrarmi che Papacci fosse consapevole di tutto il resto, è un mero esecutore. Chiedo quindi l'assoluzione per Papacci dal capo 1 per non aver commesso il fatto e chiedo, non parlerò del capo 25, ne ha già parlato l'avvocato Falbo in relazione a Perulli e quindi anch'io mi riporto alle argomentazioni dell'avvocato Falbo e chiedo quindi l'assoluzione ai sensi del secondo comma per il capo 25. In subordine chiedo per il solo capo 25, Presidente, il minimo della pena e il riconoscimento della continuazione con la sentenza della Corte di Appello che ho già provveduto a depositare con passaggio in giudicato all'udienza del 26 maggio 2021, ma se per comodità vuole di nuovo le sentenze io le ho qui con me. Con il
riconoscimento delle attenuanti generiche, tenendo conto che il reato più grave è quello che è stato giudicato, per il quale ha ottenuto le attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante dell'articolo 80 e 3 anni di pena sia per la sostanza stupefacente che per le armi. Infine, sempre per Papacci, qualora doveste riconoscere in capo allo stesso la responsabilità per il reato di cui al capo 1, concedere a Papacci le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Papacci fino all'arresto del 29 marzo era una persona totalmente incensurata. Inoltre si è nell'immediatezza, subito dopo l'arresto, sottoposto a un lungo percorso di recupero presso una comunità. Lo troverà in atti, Presidente, tutta la documentazione relativa a Papacci. Papacci ha espiato completamente in affidamento in prova, in detenzione domiciliare prima, in affidamento in prova, la pena degli anni 3 che gli erano stati comminati con la sentenza. Ha avuto un esito positivo la sua detenzione domiciliare e l'affidamento in prova, proprio perché non solo lo ha eseguito nella comunità di cui lei è perfettamente a conoscenza avendolo autorizzato, ma lo stesso sta continuando anche da libero a frequentare la comunità. E quindi è, se non lui, chi altro meritevole delle attenuanti generiche. Quindi minimo della pena per, come ho già detto, e minimo della continuazione e concessione delle attenuanti generiche con prevalenza su tutte quante le aggravanti. Presidente, mi riservo per tutti i miei assistiti di depositare all'udienza del 19 luglio conclusioni scritte in merito alle richieste e le deposito per comodità. Se preferisce, prosimilmente le abbiamo. Lei opportunamente ha indicato il verbale di udienza al quale dovrebbero essere allegate. Sì, le ho depositate. Però se ce le ha ancora sì, uguale. Ce l'ho qui, le ho fatte apposta. Okay. Grazie. Avvocato, grazie. Allora, sono le 15 meno 10, meno 5. Vogliamo riprendere alle 15? Avvocato, le va bene? Ok, allora esattamente 5 minuti di pausa, non di più. Presidente, io approfitto per allontanarmi e chiedo a qualche collega che rimane in aula di sostituirmi. Grazie, buon proseguimento. Sì, si possono allontanare tutti. La fa adesso il cancelliere. Fusinato. Va bene? Ok, 5 minuti, non di più di pausa.